siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a €25 al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario Le News dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Tortolì, partiamo da un bel progetto, perché è partito l'importante progetto Domani Sarò Autonomo, che vede coinvolto l'Istituto Comprensivo 1 di Tortolì, un progetto di supporto alla scuola per l'identificazione precoce di DSA, dei disturbi specifici dell'apprendimento e quindi dell'affiancamento degli studenti. Abbiamo con noi il piacere di avere la psicologa, la dottoressa Stefania Chessa, che fa parte dell'equipe interdisciplinare che porterà avanti questo progetto. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Federica e buongiorno a tutti. Buongiorno, allora ci può spiegare, ieri sappiamo che avete presentato questo progetto alla scuola secondaria di primo grado in Viale Monsignor Virgilio, come è andata? Ci illustri insomma di cosa si tratta. Allora, ieri è stato realizzato l'evento di presentazione del progetto Domani Sarò Autonomo, che è un progetto che mira a individuare precocemente delle potenziali difficoltà di apprendimento. Il progetto si realizza nell'ambito dell'avviso regionale Anch'io e coinvolge la cooperativa sociale Alea in partenariato con l'Istituto Comprensivo 1 di Tortolì e l'Istituto Comprensivo di Villa Grande. Cosa faremo nell'ambito di questo progetto? Andremo a realizzare uno screening all'interno dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nelle prime 2 classi della scuola primaria. Verranno impegnati gli stessi docenti nella somministrazione di strumenti standardizzati che consentiranno appunto di valutare quelli che sono i prerequisiti dell'apprendimento nell'ambito della scuola dell'infanzia, ma anche i primi apprendimenti relativi insomma a quello che si realizza nel corso della prima classe e seconda classe della scuola primaria. Il progetto ambisce appunto a individuare precocemente dei campanelli d'allarme. Bisogna prestare molta attenzione a non confondere un'identificazione precoce con una diagnosi. La diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento viene fatta non prima della seconda elementare. Per questa ragione questa proposta progettuale mira invece a favorire un'osservazione precoce nell'ottica appunto della prevenzione.
e in questo caso sappiamo benissimo che, come in tutti gli ambiti, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale, perché laddove non si possa superare completamente un disturbo, lo si può comunque limitare. Benissimo, quali sono nello specifico questi disturbi, anche per chi ci ascolta, per capire un po' di cosa si tratta? Allora, si parla appunto di disturbi settoriali dell'apprendimento. Comunemente siamo portati a identificarli più facilmente con la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la discalculia, che sono appunto dei disturbi settoriali che coinvolgono l'apprendimento in ambiti specifici, ma ricordiamo che invece l'aspetto cognitivo, quindi più comunemente individuato come il quoziente intellettivo del bambino, è assolutamente nella norma. Certo. Quanto durerà questo progetto? Io dico anche finalmente un progetto del genere, perché penso ce ne sia comunque bisogno, perché ora c'è molta più attenzione rispetto, almeno quando eravamo piccoli noi, rispetto all'insegnamento e quindi all'individuazione anche, come dice lei, precoce di queste difficoltà. Allora, diciamo che a partire dal 2010, con l'emanazione della legge 170, si è portata particolare attenzione all'identificazione precoce di questi disturbi, e la scuola stessa, nell'articolo 3 della stessa legge, è invitata a realizzare interventi di osservazione e screening, soprattutto nell'ambito quindi della scuola dell'infanzia, bambini di 5 anni che stanno acquisendo quelli che sono i prerequisiti della lettoscrittura. Diciamo che dal 2010 con questa legge è aumentata la consapevolezza e di conseguenza anche il numero di diagnosi, che sono cresciute in maniera esponenziale, dal 5 al 10-15% si parla in alcuni casi, per cui sicuramente c'è stato un grande cambiamento proprio nel riconoscimento del disturbo rispetto a quello che in passato purtroppo è stata categorizzata come pigrizia ed una mancata voglia di studiare. Pensiamo anche a tutte le implicazioni psicologiche sui bambini che appunto sono diventati adulti e sulle conseguenze emotive, non solo sul percorso formativo dell'individuo, ma anche su tutto quello che è il suo vissuto psicologico, quindi conseguenze a breve, medio, lungo termine. Per cui interventi come questi dovrebbero essere realizzati costantemente nell'ambito scolastico, e uno degli obiettivi principali di questa proposta progettuale è proprio quella di fornire degli strumenti concreti al personale docente, perché li possano impiegare quotidianamente nell'ambito del loro lavoro. Questa è la garanzia anche di trasferibilità e replicabilità di tutto ciò che viene appreso attraverso questo percorso progettuale. Benissimo, ottimo. Ultima domanda, è il primo progetto di questo tipo che si fa nelle scuole a Tortolì, che lei sappia? Allora, diciamo che sicuramente è uno dei primi che porta particolare attenzione all'identificazione precoce, e soprattutto un percorso che si articola nell'intero corso dell'anno scolastico, perché noi partiremo adesso appunto con l'attività di formazione dei docenti, arriveremo poi a realizzare l'osservazione e lo screening all'interno della scuola, quindi coinvolgendo i docenti e quindi il target, che sono i nostri bambini. Poi andremo ad attuare un percorso di potenziamento che verrà realizzato nell'intero corso dell'anno scolastico su quei bambini che hanno dato segno di fragilità, che potrebbero essere riconducibili a dei potenziali disturbi dell'apprendimento. A maggio verranno replicate le 7 prove standardizzate per valutare se il percorso di potenziamento svolto durante l'anno scolastico ha consentito un miglioramento nel percorso di apprendimento o se invece non sono riscontrabili dei risultati positivi. Benissimo, allora grazie mille alla psicologa, alla dottoressa Stefania Chessa, per l'intervento e per portare avanti questo progetto veramente importante. Niente, comunque ci aggiorneremo sicuramente poi nel proseguo del percorso. Bene, grazie a voi dell'attenzione e del tempo dedicato. Grazie mille.
Arrivederci. Arrivederci. Ecco, abbiamo avuto il piacere di avere con noi la dottoressa Chessa, la psicologa che fa parte del progetto Domani sarà autonomo e che ci ha illustrato appunto di che cosa si tratta. Ora andiamo avanti, cambiamo argomento, passiamo alla Lanusei. Giovedì 10 ottobre si terrà nell'aula consigliare del comune la conferenza territoriale socio-sanitaria. Sul tavolo arrivano le note dolenti, sempre le stesse. In particolare si parlerà della situazione dell'ospedale Nostra Signora della Mercede e del punto nascite, ormai chiuso da 1 anno e mezzo. È stata riaperta, ne abbiamo dato anche notizia qualche giorno fa, il reparto di ginecologia grazie all'arrivo di 2 nuovi professionisti, ma il punto nascita purtroppo continua a rimanere chiuso e quindi le future mamme ogliastrine sono costrette a recarsi a Cagliari o a Nuoro per dare alla luce ai propri figli, anziché nell'ospedale più vicino, quello di Lanusei. Si parlerà quindi di questo, si chiede con forza, il territorio chiede con forza la riapertura del punto nascita, quindi questo è il primo punto all'ordine del giorno. Al secondo punto un'altra grave problematica che è quella delle liste d'attesa, le lunghissime liste d'attesa per le prestazioni sanitarie. Questo il secondo punto. Nella conferenza convocata dal presidente Davide Burchi, che è anche sindaco del comune di Lanusei, ci sono poi altri punti vari ed eventuali che emergeranno. Quindi l'appuntamento è il 10 ottobre alle 10 nell'aula consigliare di Lanusei per la conferenza socio-sanitaria. Ne daremo conto di quello che emergerà. Andiamo avanti restando su Lanusei, un futuro per l'ex deposito ARST, al via la riqualificazione urbana. L'area appunto che era un ex deposito dell'ARST torna al comune di Lanusei e quindi sarà ufficialmente restituita alla comunità. Sarà una nuova fase per questo spazio, l'obiettivo è trasformare quest'area in un luogo fruibile, ripensato per ospitare attività che possano arricchire il quartiere o creare nuove opportunità di aggregazione. Un momento significativo per la nostra città, dicono gli amministratori, che apre le porte a un progetto di riqualificazione urbana che mira a migliorare la qualità del decoro e del tessuto sociale ed ambientale. Il comune si impegnerà a favorire interventi di ristrutturazione edilizia su quest'area e di valorizzazione, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Questo è l'obiettivo del comune per riqualificare quest'area che torna alla comunità. Andiamo avanti, ora passiamo a Tortolì. L'ufficio lingua sarda promuove un concorso di poesia dal titolo Tortolì Líricas is Bellezas de Tortolì in poesia. È un concorso rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie. Le poesie dovranno essere scritte in lingua sarda, in versi o stile libero, con un minimo di 6 versi, e non dovranno aver partecipato ad altri concorsi. Ogni studente può presentare una sola poesia originale. Il tema delle poesie dovrà riguardare le bellezze naturali, artistiche o archeologiche di Tortolì. Ogni componimento dovrà essere corredato da titolo, nome e cognome dell'autore, classe, istituto scolastico. Saranno premiate le 3 migliori poesie fra tutte appunto quelle che arriveranno, e i componimenti dovranno essere scritti a mano in stampatello e inviati alla mail limbasarda@comuneditortoli.it entro il 15 novembre. Chiudiamo con un evento, doppio appuntamento in Ogliastra per il docufilm Le cicogne di Chernobyl del regista cagliaritano Karim Galici. Si tratta del primo film in assoluto dedicato alla grande generosità delle famiglie italiane e sarde in particolare, che a partire dal disastro nucleare del 26 aprile 1986 hanno accolto nelle proprie case i bambini provenienti dalle zone contaminate, oltre 700.000 in tutta Italia, di cui almeno 20.000 in Sardegna. Il film intreccia una serie di racconti in cui le esperienze dei protagonisti si dipanano attraverso flashback e rimandi, collegandosi continuamente al disastro nucleare da cui tutto ha avuto origine. L'opera segue le vicende dei piccoli protagonisti ospitati in Sardegna.
Le tappe ogliastrine di questo appuntamento del docufilm, della presentazione del docufilm, saranno all'Oceri l'11 ottobre alle 19 nella sala dell'Oratorio in via Torricelli, mentre il 12 ottobre l'appuntamento è alle 20:45 alla Nusei presso il Cineteatro Tonio Dei. E con questo appuntamento chiudo il notiziario di oggi, vi do appuntamento a domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.